Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi, mercoledì 27 luglio. Contadini ed ortolani del territorio clodiense sono alla disfatta, rassegnati. Anche per ieri era stata prevista pioggia in tutto il territorio veneto, per la precisione in tutti i bacini idrografici, con evidenza di una situazione di allerta, ma nel territorio chioggiotto non si è vista cadere una goccia. Il maltempo si è sfogato in altre zone, dando in alcuni casi la botta finale al settore agricolo, distruggendo coltivazioni ad un passo dall'essere raccolte. L'unica alternativa, tolti i progetti fantasmagorici, anche respinti dal genio civile, consisteva nella concessione che poteva essere fatta dal consorzio più a monte a favore di quelli più a valle, in modo che il fiume arrivasse con maggior portata. In tal modo sarebbe stato più agevole irrigare anche i campi più distanti dall'alveo. In questo contesto le piogge che vanno a cadere nel Trentino permetterebbero che un maggior quantitativo d'acqua venisse liberato per far fronte alle esigenze dei territori lungo il corso. Ora a Calino i fossi sono arsi completamente a secco. Le aziende che hanno un numero minore di ettari riescono a ovviare parzialmente scavando canali. I grandi possedimenti non possono provare a risolvere in questo modo. Troppo ampia dovrebbe essere la rete di canali scavata per avere un motivo d'esistere, ma questa soluzione potrebbe provocare criticità sullo stesso terreno che non sarebbe più stabile. Un tentativo per non lasciare nulla di intentato è bagnare i campi col fango, raschiando quasi il fondo del barile. Chi aveva previsto di piantare o seminare in questo periodo ha rinunciato. Le colture hanno bisogno d'acqua, senza non può crescere nulla e quindi rinunciano a provarci, preferiscono aspettare e prepararsi per la prossima primavera, pur con la consapevolezza che stare da oggi a gennaio, periodo indicato per gettare le basi per il prossimo raccolto, senza lavorare può essere molto duro. Ci sono aziende esposte per decine e decine di migliaia di euro. Il periodo è molto duro e al momento non si vedono spiragli. Nel tempo sono stati diversi tentativi fatti per proteggere il basamento della colonna di Vigo da eventuali urti e conseguenti danni provocati dai veicoli di passaggio. Alle orride transenne in ferro con cui gli scalini a suo tempo erano stati ingabbiati si sono sostituiti quei grossi blocchi simil granito che vediamo tuttora, ma che sembrano essere diventati un gioco per qualcuno che sembra divertirsi a spostarli creando varie combinazioni. Dovrebbero essere due per lato, ma spesso non è questo l'ordine in cui si trovano. Sembrano appartenere alla stessa serie che si trova vicino alla rotonda in Campo Marconi, solo che questi sembrano anche essere posizionati a testa in giù. Sembra che vengano spostati quando danno fastidio alla circolazione di veicoli o alle manovre degli stessi per uscire dal parcheggio. Certo è che tutta l'area subito attorno alla colonna un tempo era più ariosa, ora sembra essere soffocata dai plateatici e dalle esigenze delle attività commerciali che qui si affacciano. Fino a quando non sarà attiva la ZTL, le auto qui possono circolare, ma non è raro vedere che, impossibilitati a girare attorno alla colonna a causa di impedimenti, si girino in piazzetta per poi uscirne in contromano, usanza che si è vista essere messa in atto anche da veicoli che dovrebbero rispettare alla lettera il codice della strada. Probabilmente un po' di ordine nell'area sarebbe auspicabile. Indipendentemente dal passaggio dei veicoli o meno, sarebbe utile pensare a una soluzione alternativa a questi blocchi granitici che a quanto pare servono a poco.
Jesolo caccia i ragazzi facinorosi e i ragazzi facinorosi trovano un altro luogo in cui cercare di fare il bello e il brutto tempo. Purtroppo il luogo scelto sembra essere Chioggia. Queste bande di giovani non sono composte da residenti, ma di giovani provenienti da fuori città, si presume appunto da Jesolo, dove un giro di vite ha permesso di rendere difficile la vita a queste gang. A quanto ci confermano, si tratta di ragazzi di etnia nordafricana che di giorno si sfogano con turisti adulti e coetanei, impegnandosi a realizzare atti vandalici minacciando chi viene loro a tiro. Non hanno un posto fisso ma scorrazzano da stabilimento a stabilimento. Di notte la cosa peggiore, ragazzi in età quasi adulta raccolti in branchi si ubriacano minacciando chiunque intralci il loro passaggio. Chi testimonia questa situazione al limite rappresenta una categoria di lavoratori e a tutela del territorio chiede ufficialmente un intervento del prefetto per un eventuale aumento di organico delle forze dell'ordine, specialmente durante la notte. Per il caso di meningite che si è verificato a Chioggia e che ha colpito una 22enne, il batterio è stato isolato, dimostrandosi meno contagioso delle aspettative. La giovane è stata risvegliata e stubata, ieri era già vigile in continuo miglioramento. La forma di meningite che l'aveva colpita si era dimostrata grave, tanto da rendere necessario il ricovero in terapia intensiva. Le è quindi stata somministrata una terapia antibiotica ad ampio spettro e l'immediatezza delle cure le ha fatto salva la vita. Già oggi i suoi familiari potranno farle visita. La meningite che l'ha colpita è stata da pneumococco, meno contagioso dell'alternativa che si era ipotizzata, per cui anche le persone che sono state a contatto con la giovane possono stare più tranquille. Per loro non c'è più la necessità dei trattamenti di profilassi che si era pensato di attuare. Anche in questa occasione ricordiamo in ogni caso a tutta la popolazione, ha affermato il direttore del Dipartimento di Prevenzione Vittorio Selle, che da anni è in atto un'efficace attività di prevenzione per tutti i ceppi di meningite, anche per quanto riguarda lo pneumococco. La sanità pubblica offre e suggerisce la vaccinazione ai bambini, ma anche agli adulti che hanno superato i 65 anni di età. Un servizio sperimentale attuato con i bus extraurbani di Bus Italia consente ai passeggeri di recarsi da Rovigo a Rosolina Mare caricando a bordo la propria bicicletta, iniziativa piaciuta alla consigliera regionale Erika Baldin. Il surplus sul prezzo del biglietto per il servizio è di soli 3 euro e la prenotazione del posto la si fa grazie a un'app. Baldin si auspica che sempre da Bus Italia parta l'idea di attuare lo stesso servizio da Padova verso le spiagge del litorale veneziano. Sarebbe bello, afferma la consigliera, che i turisti pendolari usassero questa possibilità per giungere a destinazione, evitando l'uso dell'auto. La consigliera si sta ora interessando per stabilire i contatti tra l'azienda del trasporto pubblico extraurbano e le associazioni di promozione della bicicletta. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 27 luglio, è la nuova farmacia in via San Marco, conosciuta anche come farmacia San Martino, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!